Siamo pronti, aspettiamo le direttive del comune, non so ancora di preciso cosa succederà. Serve più informazione. Ci vorrebbero più informazioni, perché anche per le persone anziane che magari non hanno parenti o cosa, dove andare, cosa fare. Insomma, più informazioni sì. Siamo informati, ma sempre per sentito dire. Chiedono maggiori informazioni i cittadini dell'area rossa, quella che domenica 2 febbraio sarà interessata dal Bomba Day fin dalle prime luci dell'alba. 3.500 i residenti che dovranno lasciare casa, compresi gli ospiti di 6 hotel. Tra questi c'è Laguna Palace di Viale Ancona, una delle principali strutture alberghiere d'Italia con 374 camere. Sgomberarle sarà tutt'altro che un gioco da ragazzi e allo stato attuale non si sa ancora se il complesso, suddiviso in 2 torri, rientri per intero o meno nel perimetro off limits. Dopo la riunione in prefettura dove le varie autorità si sono coordinate, i cittadini attendono l'ordinanza del comune con tutti i dettagli del caso, ma ci sarà da aspettare almeno fino a martedì. Non c'è niente proprio di informazioni proprio precise, se è nostra via possiamo andare via oppure possiamo restare. Non c'è ancora. Viale San Marco, via Forte Marghera, ma non si sa fino a che punto di via Forte Marghera. Più che altro che mi stupisce perché sei qua vicino, è abbastanza strano, però non ho proprio informazioni in merito a questo. La bomba, sganciata nel 1944, è stata trovata a metà gennaio in un cantiere di via Ferraris, 226 kg di cui 129 di tritolo. Da lì la procedura per la rimozione, che riguarda un'area dal raggio di circa 1800 metri da via Forte Marghera a via Torino. Di sicuro per molti sarà una levataccia. Lo sgombero è fissato dalle 6 alle 7:30, direzione il Palasport Tagliercio. Qui infatti saranno ospitati gli evacuati. Che sia chiaro quando uno deve andarsene, visto che l'orario previsto mi sembra alle 6:30 del mattino. Non è che tutti si alzano alle 5 di domenica e se ne vanno via e dove vanno a spasso, questo non è chiaro, insomma. Chi può ha già escogitato piani alternativi. Evitiamo di venire in centro e stiamo più in periferia. Magari l'attività sportiva la andiamo a fare più verso nord, verso Treviso, Montello.